Presidente, quali sono i punti salienti dei prossimi 5 anni del suo programma? Beh, diciamo che al di là delle necessarie opere importanti che vedremo poi di sviluppare nel quinquennio assieme al Consiglio di amministrazione e tutto il Consiglio dell'Assemblea del Consorzio, quello a cui ho sentito molti tengono, anzi tutti tengono in modo particolare, è cercare di risolvere quelle piccole criticità che ci sono nei territori e che creano molto disagio. Quelle piccole cose che se affrontate con tempistiche adeguate danno soddisfazione a noi che le risolviamo, quei piccoli problemi diciamo, che li riusciamo a risolvere, e portano anche, a dire la verità, a un avvicinamento del cittadino all'attività e conoscenza, portano a conoscenza anche dei cittadini molto più facilmente dell'attività del Consorzio. Questa è un'altra delle attività, quella di riuscire a far passare all'esterno, a chi non conosce il ruolo dei consorzi, il beneficio che ne trae il territorio dalla gestione associata di tutte quelle problematiche che il cittadino non vede, ma che poi, quando succedono eventi particolari, si trova ad avere sul collo, diciamo. Questa è la partenza, diciamo, poi ci sono grandi tematiche. Noi per esempio vorremmo, almeno questa è un po' la filosofia da sviluppare, cercare sinergia con i territori vicini. Immagino per esempio il Consorzio Brenta per tutta la problematica che riguarda le derivazioni d'acqua e poi per lo scarico. Quindi anche lì poi ho sentito, ho visto e conosco più da amministratore che non da amministratore di ente locale piuttosto che di consorzio, tutta la questione dell'idrovia. E anche lì dovremo avere contatti e collaborazioni con un territorio che non è il nostro ma che si lega al nostro. Diciamo che dobbiamo fare un po' filiera da questo punto di vista e cercare di guardare non più al nostro esclusivo orticello interno, ma i grandi temi affrontarli assieme agli altri, perché quel che può portare beneficio a qualcuno può danneggiare qualcun altro se non viene ben ponderato. Ecco, questa è un po' la filosofia che vorremmo così far passare anche dal punto di vista operativo, naturalmente, nel cercare di sviluppare i progetti. Certo che avremo anche una sfida grande che è quella del recupero delle risorse necessarie. Sicuramente dovremo cercare di mantenere almeno inalterato il contributo dei singoli contribuenti. Ci sono criticità da risolvere però che riguardano diciamo, ecco, contributi che sono elevati per il costo che hanno proprio naturale della gestione di certi impianti ai quali però dovremo guardare con un occhio di riguardo per non mettere in condizioni critiche e nelle condizioni soprattutto di non sostenibilità alcuni agricoltori che beneficiano soprattutto dell'irrigazione. Anche questa è una delle prime cose che dovremo affrontare, sempre anche questo in collaborazione con altri consorzi, con altri territori, perché siamo per forza di cose legati. I problemi che noi abbiamo magari qualcun altro li può risolvere come potremmo noi essere utili a risolvere i problemi di altri.